spina del parto, come sempre. Sì, questi riconoscimenti fanno sempre piacere. In un libro, in una passeggiata, nella città, allo stadio. E quindi sono contento, anche se allora, quando abbiamo iniziato, che non c'era nulla, non avremmo mai pensato in questo momento. Chiaramente poi col passare degli anni si è sviluppato tutto in una maniera molto pulita, molto chiara, trasparente, e quindi è giusto che adesso possiamo festeggiare tutti. Ci voleva coraggio per accettare all'epoca, oppure quando chiama il Napoli, anche un Napoli che sta ripartendo, bisogna accettare la sfida e correrla insieme? Tu lo hai fatto, altri invece hanno preferito altre sfide, hanno sbagliato loro. Vabbè, la storia dice che io stavo a Udine con Luciano Spalletti, iscritto anche per giocare l'Europa League allora. E il mio grande amico Pierpaolo Marino mi chiamò per venire a Napoli. Io avevo paura della categoria, non chiaramente della città, perché già la conoscevo, e quindi la sua promessa è stata: torneremo a giocare in Serie A. Così è stato. Sono stati 4 anni meravigliosi, e poi ho continuato a essere legato alla città, al di là di non appartenere più al calcio Napoli. E quindi aver potuto festeggiare a Napoli sia il terzo mondiale dell'Argentina sia il terzo scudetto del Napoli, penso che per quest'anno calcistico, da tifoso, diciamo così, non potevo chiedere altro. Ieri ho chiesto a Massimo Ungolini: prova a scegliere, tirati fuori dai panni del giornalista e da tifoso il più possibile scegli una giornata memorabile. Lui mi ha detto il giorno di Genova, della promozione in Serie A, del ritorno in Serie A, che poi paradossalmente la prima in Serie A, prima vittoria fu a Udine, no? Sì, con la sì. Manita, con Sì. 5-0. Lo chiedo anche a te, di scegliere il giorno più bello da calciatore del Napoli. È difficile perché io ho vissuto 4 anni meravigliosi, perché anche il primo anno senza avere niente è stato fantastico comunque, perché era tutto nuovo, non mi era mai capitato, e non penso che nei tempi che corrono si possa trovare una società che parta senza avere nulla, perché allenarsi con i nostri capi, con i nostri propri capi, senza palloni, in 4, dovevamo essere una squadra professionistica, non esiste al mondo. Quindi anche quel momento è rappresentato molto importante per la mia carriera. Poi durante il campo chiaramente la promozione della C, la promozione della Serie B, il primo gol con la maglia del Napoli in Serie A, Udine, come ricordavi prima il gol con la numero 10, forse quello, con la numero 10 potrebbe essere il momento di più emozione contro il Frosinone, però io ti posso garantire che mi sono goduto anche i momenti peggiori, perché anche nei momenti peggiori, difficili e di difficoltà, si è vista una forza che penso che i tifosi riconoscono anche al giorno di oggi. Lo scudetto cosa significa? Poi ti abbiamo visto molto vicino alla squadra, anche perché per te Spalletti è stata una persona molto cara, no? Prima dicevi Marino un fratello, con Spalletti hai avuto un rapporto fortissimo, forse sei stato tra i primi ad apprendere che probabilmente il suo rapporto, la sua storia qui a Napoli era finita, ma questo scudetto cosa significa? Sì, Luciano io l'ho avuto a Udine, appunto, è stato il miglior allenatore che ho avuto da ex calciatore, l'ho sempre detto questo. Ti aveva detto? Sì, 2 mesi fa mi aveva più o meno anticipato una decisione che io speravo potesse cambiare, invece lui è stato molto chiaro anche il presidente, ed è giusto che quando uno non si sente al 100% possa fare un passo all'indietro. Non è detto che fare un passo all'indietro sia brutto, non coraggioso, invece secondo me è da applaudire questo gesto, perché Napoli è una piazza che ti chiede il 100%, e quindi sono sicuro che il futuro del Napoli è importante, e su questo è quello che bisogna puntare. Per sostituirlo ci vuole uno bravissimo con l'esperienza internazionale, uno giovane già lanciato. La tua idea qual è? La verità non lo so, di sicuro sono convinto al 100% che il prossimo allenatore del Napoli sarà un italiano.
Bene, bene, bene. Proviamo a vedere, magari sarà così. Noi ti ringraziamo, sempre un piacere di trovarti e un grosso in bocca al lupo, Pampa, non so sul campo, da uomo di spogliatoio o da dirigente, ci hai pensato, ci stai pensando? Io faccio l'allenatore, chiaramente quest'anno con questa cavalcata del Napoli ho assistito a un sacco di impegni televisivi. Adesso da giugno mi piacerebbe tornare sul campo, mi sono preparato su quello, quindi vediamo se c'è questa opportunità. L'ultima, i campioni del grande Napoli dei prossimi anni, magari un consiglio, non so, dall'Argentina o tu che da addetto ai lavori, chi consiglieresti al prossimo allenatore italiano del Napoli? O comunque chi vorresti magari nel prossimo Napoli? Questo la verità non lo so, non faccio mercato, quindi sarebbe inopportuno fare i nomi in questo momento perché già se rimangono quelli che stanno vuol dire che il Napoli ha fatto tanto. Sarebbe un anno da grandi campioni, anche 2023-2024. Sì, assolutamente. Grazie Pampa. Sì, è vero, abbiamo voluto aggiungere i campioni di oggi, che sono realmente campioni d'Italia, volendo raccontarne sicuramente le gesta, le descrizioni, ma anche quello che hanno significato in questa stagione. Ogni campione che qui è descritto proviamo a innestarlo nel tessuto sociale e sportivo di questa città. In particolare abbiamo anche cercato in questi ritratti di campioni d'Italia 2023, sia Spalletti, De Laurentiis, Giuntoli, anche di mettere dei flashback, delle immagini o dei momenti iconici, non so, l'urlo di Kim a San Siro piuttosto che il gol di Kvaratskhelia con l'Atalanta, per cercare di fissare nel tempo quelli che sono già immortali per tutti i tifosi, campioni d'Italia. Il tuo momento iconico, poi chiederò la stessa cosa a Giampaolo. Ne sono due, quello del gol di Simeone a San Siro col Milan, con il quale ho capito che il Napoli avrebbe potuto vincere, e quello a Torino con la Juventus di Raspadori, nel quale il Napoli ha vinto in maniera anche ufficiale. Nessun dubbio, io sposo il secondo momento perché è l'urlo di gioia verso il sistema, il vecchio sistema che viene giù. Dici Zielinski steso a te, penso, che rappresentava un po' l'anima di tutti quelli che come noi hanno vissuto, diciamo, anni un po' più complessi, insomma. Ma quando avete cominciato a scrivere, quando avete cominciato questo progetto, nella più ottimistica delle prospettive e delle idee, avevate pensato di raccontare uno scudetto? Ma prima o poi sì, perché il tifoso se non sogna non è tifoso ovviamente, quindi sì, e purtroppo diciamo questo piacere di quest'anno sarebbe potuto essere pure qualche anno fa. Io non parlo solo dell'ultimo Sarri, io parlo anche del primo Sarri, a volte di quando Higuaín fece 36 gol e la Juve vinse 25 partite su 26 con le squadre che si facevano di lato. Comunque momento iconico per me, che ne so, l'assist di Kvaratskhelia per il quarto gol con la Juve, per dirti, oppure i gol di Osimhen con la Roma. E che il Napoli potesse prendere lo scudetto, io ho un collega con cui andavamo a Salerno tutti i giorni, lo sapevamo alla seconda giornata e ci pagavano a 17, io non scommetto perché non gioco, pagavano il Napoli a 17, dopo la seconda giornata Kvaratskhelia aveva fatto già 3 gol e 2 assist. Dici, ma com'è questa quota? Perché si era capito che Kvaratskhelia fosse un mostro, che Osimhen era pronto per diventare un super uomo, insomma è stata una bellissima annata e siamo contenti di averla raccontata.